Buona giornata telespettatori di Antenna 3, ben ritrovati con l'appuntamento quotidiano con ore 13, quello del martedì dedicato alla salute. Campagna vaccinale al via, influenza, quindi questo è l'argomento che affronteremo quest'oggi. In studio qui con me la dottoressa Anna Pupo, responsabile dell'unità semplice delle attività vaccinali dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana. Buongiorno dottoressa, Buongiorno. grazie per essere qui con noi, ed il dottor Stefano Gatto, medico di medicina generale di Treviso. Buongiorno. Buongiorno. Dottore, grazie anche a lei per essere qui con noi. Naturalmente aspettiamo anche il vostro contributo con le domande, potete intervenire in studio, il numero di telefono lo vedete in sovraimpressione, 04 22 1626 798. Allora, influenza sta ormai per arrivare, tutti siamo un po' abituati a pensare a questa malattia come una sorta di regalo, diciamo, più o meno gradito che la stagione invernale ci fa, qualcosa quindi che dobbiamo sopportare, tra virgolette. In realtà vaccinarsi è molto importante. Perché, dottoressa Pupo? Sì, vaccinarsi è molto importante perché questa malattia, che è una delle tante malattie da raffreddamento della stagione invernale, in realtà si differenzia dalle altre perché è una forma appunto influenzale particolarmente importante, determina quasi sempre una febbre elevata, sintomi tipo tosse, mal di gola, sintomi respiratori, e soprattutto dà una sensazione di malessere molto importante, dolori muscolari, grande stanchezza, affaticamento, per cui sono giorni di malattia dove c'è parecchia sofferenza, si differenzia dalle altre forme da raffreddamento proprio per questa grande sofferenza che si ha. Quindi la vaccinazione che protegge contro questa malattia è importante per tutti, ma soprattutto per alcune categorie di persone per le quali l'influenza può presentarsi in forma particolarmente grave perché può dare complicanze importanti e ospedalizzazioni. Ecco, quindi dopo vedremo nel dettaglio quali sono queste persone per le quali la vaccinazione non è semplicemente diciamo consigliata, ma è anche proprio fortemente raccomandata, tant'è che viene anche offerta gratuitamente dal Servizio Sanitario Nazionale. Dottor Gatto, in molti sono un po' magari titubanti o spaventati perché non si sa che cosa contenga il vaccino. Che cosa contiene esattamente il vaccino anti-influenzale? Sono frammenti di virus che danno nel nostro corpo una risposta anticorpale. In pratica ci inoculiamo delle piccole particelle che aiutano il nostro sistema immunitario a creare degli anticorpi per affrontare meglio questa malattia. La possiamo comunque conseguire la malattia, ma in forma meno importante, ci dà sintomi meno importanti, stiamo meno male. Questo fondamentalmente. Quindi insomma in sostanza è un po' come allenare pian pianino il nostro corpo ad affrontare questa malattia. È un allenamento con produzione importante di anticorpi specifici verso i virus che danno questo problema. Ecco, mi sorge una domanda: perché poi ogni anno bisogna rifarla questa vaccinazione contro l'influenza rispetto per esempio ad altri vaccini che si fanno una volta e poi si è a posto per tutto il resto della vita? Perché i virus sono particolarmente furbi, cambiano di anno in anno e quindi di anno in anno noi ci troviamo di fronte a virus che danno nuove forme influenzali, quindi ci devono essere dei vaccini sempre nuovi. Ecco, per questo quindi è necessario vaccinarsi ogni anno, dottoressa Pupo? Sì, è necessario vaccinarsi ogni anno perché a differenza degli altri vaccini hanno una valenza solo annuale, proprio perché, come diceva il dottor Gatto, il virus influenzale è un virus molto instabile. Durante il passaggio da persona a persona tende a modificarsi proprio per eludere il sistema immunitario. A fregarci, insomma, tra virgolette. Ha dei piccoli cambiamenti, a volte dei grandi cambiamenti, a volte proprio nascono nuovi virus influenzali, per cui ogni anno circolano virus influenzali un po' differenti rispetto agli anni precedenti. L'OMS ogni anno, sulla base di indagini virologiche, fa una valutazione di quali sono i virus che probabilmente circoleranno l'anno successivo e quindi dà indicazioni alle aziende che producono i vaccini della nuova composizione del vaccino per quell'anno. Ogni anno usiamo un vaccino diverso
dai vaccini degli anni precedenti. Ecco, ci sono state delle influenze memorabili nella storia dell'umanità, la famosa spagnola che decimò la popolazione europea, pensiamo, oppure molto più recentemente l'epidemia della suina, dell'influenza cosiddetta suina. Quella di quest'anno, secondo le previsioni, che influenza sarà? Le previsioni di quest'anno sono per un'influenza probabilmente simile a quelle degli ultimi anni, niente di particolare, ma è difficile fare una previsione, è molto difficile. Non si può sapere se sarà un'epidemia importante, cioè che colpirà molte persone, non si può sapere se l'influenza sarà più grave o meno grave rispetto agli anni precedenti. Quello che si prevede è che non ci sarà molta differenza rispetto agli anni precedenti. Le grandi pandemie che ci sono state dovute a virus nuovi, completamente nuovi, per cui la maggior parte della popolazione non aveva anticorpi, per cui questi virus hanno potuto diffondersi velocemente in tutta la popolazione e creare malattie diffuse e normalmente anche parecchie morti. Ecco, abbiamo una telefonata di un nostro telespettatore, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Samantha da Treviso. Buongiorno Samantha, prego. Io volevo chiedere un'informazione. Io da venerdì ho la febbre 38,8. Non ho fatto il vaccino antinfluenzale perché non è ancora arrivato dal mio medico. È il caso che me lo faccio in questo periodo il vaccino antinfluenzale? Ecco, allora, vuole rispondere lei, dottoressa Pupo, a Samantha? Allora, è poco probabile che i sintomi che lei abbia siano la vera influenza, è poco probabile, non è esclusa del tutto, è poco probabile perché non siamo ancora in stagione di epidemia influenzale, quindi la vaccinazione lei la può assolutamente fare appena la febbre scompare. Ci si può vaccinare anche se c'è febbre, a dire la verità, ma preferiamo vaccinare quando una persona sta bene, sta sostanzialmente bene, perché il vaccino darà la sua massima efficacia. Appena lei non avrà più sintomi, potrà richiedere la vaccinazione al suo medico. D'altra parte la campagna vaccinale non è ancora iniziata. Inizierà infatti in provincia di Treviso l'11 di dicembre, quindi novembre, scusate, l'11 novembre, per cui non è arrivato il vaccino dal suo medico perché non è arrivato a nessun medico ancora, si parte con l'11 novembre, ecco stiamo vedendo infatti la brochure che è in diffusione proprio in questi giorni, realizzata dall'ULS 2 della marca trevigiana, proteggi chi ami, vaccinati contro l'influenza. Ecco, già questa fotografia ci offre uno spunto anche, proteggi chi ami, perché diciamo che la vaccinazione è consigliata, dottor Gatto, non solo per chi potrebbe avere delle particolari, diciamo, complicanze, ma anche per chi sta bene, magari non vuole contagiare un proprio caro, no? Quindi un gesto d'amore in un certo senso. La vaccinazione è consigliata a tutti, ovviamente è più indicata per le persone a rischio, ci sono varie categorie di cui poi ne parleremo, ma è consigliata per tutte le persone. Se in una famiglia c'è un anziano e c'è un bambino, ma può essere che un adulto, la mamma o il papà, comunque portino a casa il virus influenzale o contribuiscano a diffonderlo, per cui il vaccino è una cosa consigliata per tutte le persone. Bene, grazie dottore, abbiamo un'altra telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Sono Antonio. Sì, prego Antonio. Io non sono esperto e non ho mai... Io non sono esperto e non ho mai fatto il vaccino. Provi a abbassare il volume del televisore perché altrimenti fa un eco e si fa fatica a capire. Ecco. Che domanda voleva fare? Volevo fare, siccome che parlano sempre di questi vaccini pro e contro l'influenza, no. Allora, io
per la mia ignoranza, per sentito dire, per tutte queste storie che parlano di tutti questi vaccini e di tutti questi grandi casi che possono succedere. Il vaccino dicono che chiude da una parte la malattia e apre da un'altra. Vorrei, per cortesia, con la mia ignoranza, sapere, siccome che io ho avuto diverse patologie grosse, anche quando sono stato operato, e sentivo sempre parlare di tutte queste cose, vorrei che mi dessero una spiegazione esatta per la popolazione, perché se chiude da una parte e ne apre un'altra non so quale convenienza sia. Mi scuso ancora e voglio una risposta. Grazie per la sua domanda, che sicuramente come dire, apre un po' a tanti dubbi che ci sono nella popolazione, soprattutto dopo che nell'ultimo periodo si è molto sviluppato anche questo dibattito sì e no ai vaccini. Dottoressa Pupo. Allora, in generale il dibattito sugli nuovi vaccini non c'è a livello scientifico, si è solo pro vaccini. Ecco, questo lo metto. Anche riguardo il vaccino antinfluenzale, diciamo apre solo, non chiude niente, nel senso che è una importante forma di protezione sicura, che vuol dire non crea problemi di salute né al momento della vaccinazione né in futuro, ed efficace. Questi sono i due elementi importanti, solidi dal punto di vista scientifico. Vaccinarsi conviene sempre, come si diceva prima, per tutti, per chi vuole evitare questa malattia, che comunque è una malattia importante ed è assolutamente raccomandata per le persone anziane, come credo l'ascoltatore, almeno dalla voce si capiva che era anziano, e per le persone che soffrono di patologie croniche. Gli anziani hanno un sistema immunitario che funziona un po' meno, indebolito, per cui l'influenza può presentarsi in forma più grave, ma soprattutto può dare delle complicanze, soprattutto respiratorie, anche cardiache, che possono portare a ospedalizzazione e raramente, ma ci sono state, anche a morte. Quindi il vaccino ha soltanto una valenza positiva, non ha valenze negative. Credo che se lei va dal suo medico di base la aiuterà a capire meglio queste cose che ho appena detto. Sulla base naturalmente anche poi della storia clinica, certo, di ogni paziente. Dottor Gatto, le capitano spesso persone che le fanno queste domande, sì, soprattutto per gli anziani, no? Abbiamo visto per gli over 65 peraltro sì, la vaccinazione è gratuita. Sì. In studio medico capita che ci siano delle persone che ci chiedono delucidazioni, che hanno dubbi, hanno sentito dire, eccetera. Secondo me la cosa più importante è rispondere bene, con calma e chiarire alcuni punti essenziali. Ovviamente noi ci basiamo molto sul nostro rapporto fiduciario con l'assistito. L'assistito si fida di noi e noi diamo queste risposte. Poi ci sono queste domande. È importante chiarire, io chiarisco almeno questo, che non c'è nessuna ricerca scientifica che ci dica guarda che il vaccino ha questi problemi. E soprattutto in tanti anni di professione lo si vede con gli occhi l'aiuto che dà, soprattutto per certe patologie, per gli anziani pluripatologici. Noi abbiamo una grande quantità di anziani con tante malattie contemporaneamente. L'anziano che ha il diabete assieme a un enfisema, l'anziano che è cardiopatico nelle varie forme di cardiopatia assieme al diabete, assieme a un'insufficienza renale. Ecco, in quei casi là l'influenza può essere fatale. Ecco, soprattutto in quei casi va assolutamente consigliata. Io vedo che se si risponde così, con calma, con affetto verso le persone che ci sta davanti, quasi sempre la persona risponde positivamente. Chiaro, io ho rispetto di chi comunque non vuole vaccinarsi, ogni anno glielo chiedo, ogni anno ne parliamo e vedo che ogni anno sempre di più la gente decide di vaccinarsi, anche qualche anziano che magari per molti anni era un po' sul chi va là.
Anche perché forse è un suo dovere metterlo in guardia sui rischi ai quali soprattutto una persona con patologie di questo tipo si può esporre. Sempre con un modo di fare molto... Cioè, a me non piace l'aggressività né da una parte né dall'altra, no? E parlando con calma si arriva molto spesso a un buon risultato. Sì, volevo prego, dire anche questo, che molti medici di famiglia ci hanno riportato questa loro percezione di una riduzione di anziani che si ammalano durante la stagione influenzale, lo sentono, però c'è un dato scientifico molto bello, perché è stato prodotto qua a Treviso, è stato fatto uno studio su 83.000 anziani nelle ultime 3 stagioni influenzali, è uno studio pubblicato su una rivista internazionale che sta avendo molta risonanza, che ha dimostrato che la vaccinazione della popolazione anziana a Treviso ha ridotto del 35%/40% l'ospedalizzazione delle persone anziane durante la stagione influenzale e ha ridotto del 15% la mortalità durante la stagione influenzale degli anziani, per tutte le cause. Quindi sono dati molto importanti. Solidi, nostri, della provincia di Treviso, dei nostri anziani. Ecco, un'altra telefonata in linea, pronto, buongiorno. Buongiorno. Chi parla? Walter, da Mogliano Veneto. Buongiorno Walter, prego. Allora, vi ringrazio, avete già risposto ai casi in cui viene consigliato la vaccinazione, quindi ho la domanda che faceva sull'età e sui vari casi in cui viene consigliata la vaccinazione. Una domanda che volevo fare, forse parzialmente ha già risposto all'inizio, era quella di come prevedono, perché le aziende che producono i vaccini, penso ci mettano settimane o se non mesi a produrre i vaccini, come prevedono i virus che si manifesteranno durante la stagione invernale, visto che ci mettono mesi per produrre questi quantitativi di vaccini? Cioè, è una specie di filo indovinello forse, non lo so, perché produrre mesi prima qualcosa contro cui si svilupperà mesi dopo è un po' un interrogativo, diciamo, ecco, come c'entrano il bersaglio? E poi un'altra domanda. L'anno scorso un mio amico è stato mandato se voleva vaccinarsi contro l'herpes zoster. Allora, dopo qualche giorno fatta la vaccinazione, gli è venuta una sindrome che ha un nome francese. Quando è andato, c'era una specie di paralisi di quel cuore di blocco. Quando è stato ricoverato all'ospedale, i medici gli hanno chiesto se era stato per caso vaccinato, a cui lui ha risposto affermativamente. Questo problema insorto dopo, o nato dopo, o sviluppatosi dopo, ha avuto mesi e mesi di cure e di varie terapie e riabilitazioni per portare questo signore di 76 anni alla normalità, e adesso viene seguito. Però come mai i medici gli avevano chiesto durante il ricovero se era stato vaccinato? Benissimo, è stato molto chiaro con le sue domande, grazie. Allora le rispondiamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. A tra poco. 5. Rieccoci in diretta con Ore 13, salute, stiamo parlando di influenza e di vaccinazioni anti-influenzali. Allora, prima della pubblicità la telefonata di un nostro ascoltatore che poneva 2 domande. La prima relativa alle aziende che producono i vaccini. Come fanno a sapere che tipo di virus circolerà nella stagione influenzale successiva? Dottoressa Pupo. Sì, questa è un'ottima domanda. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dei suoi laboratori di riferimento in tutto il mondo che raccolgono dati sui virus influenzali che stanno circolando in un determinato momento. Cioè in un certo numero di persone viene fatto un controllo, un prelievo, e viene controllato che virus è, se è un virus influenzale, quale tipo di virus influenzale. Vengono raccolti questi dati e quindi gli esperti decidono quali saranno i ceppi che più frequentemente circoleranno nell'anno successivo.
Quindi l'OMS a febbraio dà indicazioni alle aziende che producono i vaccini antinfluenzali sulla composizione del vaccino, cioè quali ceppi dovrà contenere il vaccino, normalmente 3 o 4 ceppi, dipende dal vaccino. Le aziende hanno tempo da febbraio a settembre nella produzione della vaccinazione, perché è vero che i tempi sono abbastanza lunghi. Quindi a settembre normalmente i vaccini sono pronti e poi vengono distribuiti nel mese di ottobre. Perché poi lo ricordiamo che nel mondo, diciamo, l'influenza che arriva qui da noi adesso in autunno si è già verificata nell'altro emisfero 6 mesi prima. Sì, sì. Tutte le nuove forme influenzali partono normalmente dal sud-est asiatico, dalla Cina, e quindi quello che sta succedendo in Cina qualche mese prima poi probabilmente succederà da noi, nel nostro emisfero, quello, diciamo, le Americhe e Europa dopo qualche mese, nei 6 mesi successivi, più o meno è così. Ecco. Di solito ci si azzecca, come si dice. Appunto, di solito ci si azzecca, in quel caso la vaccinazione risulta estremamente efficace e quindi spesso il numero di casi anche non sono tanti di influenza. A volte succede che non ci si azzecca, cioè che i vaccini che circolano, i virus che circolano sono un po' diversi rispetto a quelli che si era stimato, per cui il vaccino non è molto efficace e quell'anno si possono avere più casi di influenza rispetto a quelli preventivati. Ecco, mi viene le chiedo velocissimamente, ma è vero che comunque chi ha fatto l'influenza, anche se il vaccino, anche se dovesse prendere l'influenza, magari la prende comunque in una forma più leggera? Si dice Vox Populi, è vero questo? Diciamo che sì, questo è vero. Infatti la vaccinazione è fatta più per ridurre, diciamo, la malattia grave più che la malattia stessa, e quindi chi fa il vaccino in ogni caso tendenzialmente, se dovesse contagiarsi e sviluppare la malattia, di norma sviluppa una malattia più leggera, meno importante. Ecco, brevissimamente la seconda domanda. Aggiungere un attimo una cosa, questa è una cosa Gatto, che ci viene spesso richiesta in studio medico. Ci viene detto, ma io ho fatto il vaccino e comunque ho preso l'influenza. Ecco, bisogna sempre spiegare che è un'influenza molto leggera, è una cosa molto leggera rispetto all'influenza vera, che è una malattia importante e grave, i sintomi sono molto leggeri. Questo per far sì che anche in quei casi l'anno successivo quella persona abbia il desiderio nuovamente di vaccinarsi. Certo. È una domanda che ci viene posta spesso, ho fatto il vaccino ma ho avuto una leggera tracheite, un'influenza, un po' di febbre magari, sì, una cosa molto più leggera, di norma. Sì, il vaccino protegge contro l'influenza, la sindrome influenzale, non contro centinaia di patologie da raffreddamento con febbre e tosse che si presentano ogni anno. Ci sono circa 100 virus diversi dall'influenza, dalle virus influenzali, che determinano queste forme. Contro queste forme, che normalmente sono più leggere, il vaccino non funziona. Sono quelle che sono circolate già da tutto il mese di settembre con tante persone, bambini soprattutto. No? Può succedere che si faccia il vaccino e poi si abbia febbre, tosse, raffreddore, magari febbricola, un po' di malessere. Potrebbe essere un'influenza, ma è molto facile che sia un'altra forma simile influenzale, ma non influenza. Ecco, ritornando velocissimamente, so che abbiamo un altro ascoltatore in linea, la prego di attendere un attimo perché c'era anche la seconda domanda del telespettatore di Mogliano, in breve voleva rispondere, dottoressa Pupo. Non ci sono evidenze che il vaccino contro herpes zoster causi la sindrome, probabilmente si parlava di sindrome di Guillain-Barré, che è una malattia neurologica di cui non si conosce bene le cause ancora. Probabilmente può avvenire dopo qualche infezione. C'è dal punto di vista scientifico si ha informazioni che il vaccino contro il tetano, se fatto in tantissime dosi, parliamo di 10-15 dosi, può determinare in casi molto rari questa patologia. Ecco, quindi a questo forse si riferiva la domanda che era stata fatta dai medici all'amico del signore. Allora, l'altra telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Dario della provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno Dario, prego. È un po' della serie, chiediamo a indovinare sperando che il vaccino ci azzecchi. Ecco, che l'influenza sia leggera
è tutto da dimostrare, perché a cominciare da mia mamma, io conosco parecchia gente che dopo aver fatto il vaccino l'influenza l'ha presa bella tosta. E, vede dottoressa, i dati, perché mi sembra più che un linguaggio da informazione scientifica, mi sembra di vedere un linguaggio da spot pubblicitario. Lei parlava del 15% di mortalità in meno nella popolazione anziana. Ecco, io vorrei chiederle su quali basi fa questa affermazione. C'è stato uno studio con un gruppo di controllo con vaccinati e non vaccinati? Oppure altrimenti, se effettivamente c'è stata questa riduzione, attribuirla alla vaccinazione è un po' arbitrario. E anche riguardo alle malattie tipo la sindrome appena citata, ma un po' a tutte le malattie autoimmuni. Cioè voi ci venite a dire causa ignota, non si conoscono le cause, il sistema immunitario è impazzito, no? In sempre più larghi strati di gente, allergie a tutto spiano, causa ignota. Non avete nessun elemento per escludere che c'entrino qualcosa le vaccinazioni, perché io non è proprio così, perché gli elementi scientifici comunque ci sono, e lo studio che aveva citato la dottoressa è uno studio scientifico. Comunque abbiamo capito la sua domanda, signor Mario. Allora, le rispondiamo subito dopo la pubblicità, tra poco. Ore 13, salute, siamo di nuovo in diretta per parlare di influenza e di vaccinazioni anti-influenzali. Allora, dottoressa Puppo vuole rispondere al telespettatore. Sì. Allora, lo studio fatto a Treviso è uno studio scientifico e quindi è stato fatto anche con i controlli, cioè con persone non vaccinate. Sicuramente questo. Rispetto all'efficacia del vaccino, perché poi questo era l'argomento, il vaccino come antinfluenzale, come tutti i vaccini, non hanno un'efficacia del 100%. Il vaccino antinfluenzale tra tutti i vaccini è quello che ha un'efficacia minore. Normalmente, mediamente, l'efficacia è intorno al 70%, cioè su 100 persone che vacciniamo, 70 sono sicuramente protette e 30 no. Questo è un valore medio, perché ripeto, dipende anche appunto da quanto ci abbiamo azzeccato nella composizione del vaccino, dipende molto anche dal soggetto che viene vaccinato, potrebbe essere una situazione per cui non risponde bene, non produce anticorpi contro il vaccino e quindi non si protegge contro la malattia. In ogni caso un 70% come valore medio è ottimo e è una buona possibilità di proteggersi contro l'influenza. Ci sono casi di persone che si sono vaccinate e hanno avuto l'influenza, assolutamente, però se noi prendiamo il gruppo della popolazione intera, la maggior parte delle persone che si sono vaccinate non hanno avuto l'influenza o se l'hanno avuta in forma meno grave, e se le compariamo col gruppo di persone non vaccinate il numero di casi sono stati molto meno e, come vi dicevo, il numero di casi gravi che hanno determinato ospedalizzazione o morte sono stati nettamente inferiori dal gruppo di persone che non si sono vaccinate. Ecco, non dimentichiamo che per esempio un paio d'anni fa si è stati costretti addirittura a organizzare reparti d'emergenza proprio per fronteggiare questa ondata di ricoveri, soprattutto di persone anziane che si erano ammalate di influenza. Un'altra telefonata, pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono Maria D'Auderzo. Buongiorno Maria. Allora vi faccio una bella domanda. Io da circa 30 anni sono affetta da una malattia autoimmune quale l'artrite reumatoide, corretta molto bene. Poi è arrivata la leucemia linfatica cronica, bene, curata molto bene. Io adesso sono in ottime condizioni di salute. Non ho avuto neanche un raffreddore né quest'anno né l'anno scorso. E io chiedo a 66 anni, voi cosa mi consigliate se io volessi fare il vaccino? Ecco, grazie signora Maria, lei sicuramente ha sollevato una questione molto importante, cioè quelle delle persone che hanno già avuto delle patologie importanti come quelle della signora. Dottor Gatto. Il consiglio è di vaccinarsi, tanto più se ci sono state delle malattie importanti. È raro trovare una persona di una certa età che non abbia avuto malattie importanti, tanto più è importante
aiutare il nostro sistema immunitario nel caso in cui si venga in contatto con il virus che può dare serie complicazioni. Quindi questo è il consiglio che mi sento di dare. Ecco, dottoressa Pupo, peraltro già in altre trasmissioni avevamo ricevuto per esempio delle richieste di chiarimenti da parte di pazienti, purtroppo sono molti i malati di tumore che magari stanno facendo chemioterapia piuttosto che radioterapia, adesso si avvicina l'inverno, queste persone è meglio che si vaccinino oppure no? Allora, le persone gravemente immunodepresse possono vaccinarsi perché il vaccino, diciamo, non ha niente di vivo, quindi non può determinare nessun tipo di problema legato a un fatto di essere molto immunodepressi. Può essere che il vaccino non funzioni, perché se si è molto immunodepressi non si risponde alla vaccinazione, per cui il vaccino non è efficace. E quindi le persone immunodepresse, anche gravemente immunodepresse, possono essere vaccinate sapendo che può darsi, è possibile che il vaccino non funzioni. Importantissimo in questo caso è la vaccinazione attorno a questa persona, quindi dei familiari. Insomma, o delle creare persone, una rete di protezione. Creare una rete attorno. Di protezione, noi lo chiamiamo bozzolo di protezione, quindi i familiari, il personale di assistenza deve essere vaccinato per fare una protezione rispetto a questa persona che è fragile, che ha effettivamente un rischio importante, molto importante, di conseguenze gravi se si ammala di influenza. Ecco, una domanda che mi sorge in questo momento, e i bimbi? Perché abbiamo parlato molto di anziani, i bambini invece è consigliato vaccinarli oppure no? O anche in casi di famiglia, no? Si parlava di questo bozzolo di protezione, spesso si dice sono i bambini che portano in famiglia poi le influenze, i raffreddori, le malattie di ogni genere che per ovvie ragioni insomma prendono a scuola piuttosto che all'asilo. Allora, i bambini hanno una probabilità di ammalarsi di influenza in ogni stagione estremamente elevata, molto più degli adulti e degli anziani, sia perché hanno poca esperienza di contatti di virus influenzali essendo giovani, sia il sistema immunitario non ha esperienza, quindi sia perché vivono in comunità tante ore al giorno, all'asilo, alla scuola, eccetera, e quindi sono molto esposte a queste infezioni, si ammalano in maniera diffusa. Però per i bambini l'influenza ha una probabilità di proseguire in forma grave o complicata minore rispetto agli adulti e agli anziani. Per cui, riassumendo, il consiglio di vaccinarsi c'è sempre, dai 6 mesi in su è una buona, ottima idea quella di vaccinarsi, di evitare la malattia, per tutti, quindi anche per i bambini. Certamente l'importanza, la raccomandazione è meno forte per i bambini, meno importante rispetto invece agli anziani e alle persone ammalate. Ecco, dottor Gatto, quali precauzioni è opportuno prendere dopo essere stati vaccinati? Dall'11 di novembre i pazienti cominceranno a venire negli ambulatori dei medici di famiglia per essere vaccinati. Poi come ci si deve comportare? Ma nessuna precauzione particolare, assolutamente nessuna. Ci si vaccina. A volte può esserci un eritema, un po' di rossore nel punto di inoculazione, a volte un po' di fastidio, raramente un po' di mal di muscoli, mialgie, ma molto raramente. Altre grosse precauzioni non ci sono. Quindi insomma si fa la vaccinazione, dopodiché si riprende la propria vita normalmente. Assolutamente sì. Ecco, la campagna di vaccinazione anti-influenzale in provincia di Treviso, dottoressa Pupo, ormai siamo alle porte, sì. Come si procede quest'anno? Sì. Allora, inizierà l'11 novembre. Nei giorni precedenti il servizio vaccinale distribuisce i vaccini ai medici di medicina generale, che sono gli attori principali della campagna anti-influenzale, di questa importante attività di prevenzione collettiva. Sono loro, diciamo, gli attori principali. I medici di base hanno il compito, e fanno, di chiamare alla vaccinazione tutti i propri assistiti anziani e gli assistiti con patologie importanti, patologie croniche. Il servizio vaccinale invece ha il compito di vaccinare
altre categorie di persone, non gli ammalati, non gli anziani, ma le persone che per la loro attività professionale è raccomandata la vaccinazione, poi magari ne parliamo, e la vaccinazione del personale sanitario. Inoltre il servizio vaccinale vaccina con una tariffa di 10 euro tutte le persone che non rientrano in queste categorie per le quali la vaccinazione è raccomandata e gratuita, quindi tutte le altre persone che vogliono vaccinarsi possono accedere al servizio vaccinale e fare questa vaccinazione. Il servizio vaccinale si è organizzato, ci saranno orari dedicati esclusivamente alla vaccinazione antinfluenzale, sono già pubblicati, li stiamo diffondendo in tutte le sedi vaccinali. C'era stato un flu day, mi pare, anche l'anno scorso, no? Sì, vediamo, forse verrà ripetuto anche quest'anno, probabilmente sarà il 14 ottobre, cioè scusate, dicembre. Ah, dicembre? Sì, a fine, diciamo, campagna antinfluenzale, sarà un sabato, non siamo ancora certi che lo organizzeremo, quindi porte aperte per tutti, mattina e pomeriggio nelle principali sedi di vaccinazione, ma daremo informazioni su questo. Ecco, vorrei fare un appunto. Sì, prego dottore. Spesso a noi medici di famiglia capita di andare a fare visite domiciliari ad anziani o pazienti con particolari patologie in questo periodo, diciamo novembre, dicembre eccetera, e trovare familiari o conoscenti o amici che vengono in visita e che non sono stati vaccinati. Cioè l'invito è di creare questo bozzo di protezione attorno al malato, tra virgolette, fragile. Non è sufficiente vaccinare la persona fragile, è necessario vaccinare anche le persone che vengono in contatto e bisogna dare questo consiglio, perché molto spesso noi troviamo che non ci sono queste precauzioni. E quindi magari si rischia di andare a trovare questa persona e di fargli di non fargli un gran favore. Un gran favore, ecco. Allora, una telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy e lei i suoi ospiti. Buongiorno. Volevo chiedere una cosa ai medici. Avendomi vaccinata di pneumococcica, posso rimanere così oppure devo farmi il vaccino che non me l'ho mai fatto? E una signora di 93 anni mi chiede se, siccome che non se l'ha mai fatto e non ha problemi né di circolazione, cuore, così almeno non ha disturbi, Beata non se l'è mai fatto e non vuole farselo, va bene così oppure dobbiamo insistere? Ecco, grazie. Ringrazio. Grazie Giulia. Allora, rispondiamo velocissimamente, poi abbiamo la pubblicità. Dottoressa Pupo. Sì, il vaccino antinfluenzale è un altro vaccino rispetto a quello contro lo pneumococco, quindi protegge contro altre malattie rispetto al vaccino che ha fatto prima, per cui la vaccinazione va fatta senza problemi, è raccomandata e non ci sono problemi di distanza di tempo tra la vaccinazione che ha fatto prima, quello contro lo pneumococco, e il vaccino antinfluenzale. Per la signora anziana la vaccinazione comunque è raccomandata, è sempre una specie di garanzia in più che lei ha questa opportunità di avere, di proteggersi. Grazie, allora pubblicità, ritorniamo tra pochissimo. Ore 13 salute, siamo di nuovo in diretta per parlare di influenza e di vaccinazioni anti-influenzali. Volevo chiedere, dottoressa Pupo, abbiamo parlato degli anziani, dei bambini, le donne in gravidanza, è opportuno che si vaccinino oppure no? No, è fortemente raccomandato, questa raccomandazione c'è da diversi anni ormai. E la vaccinazione è molto importante perché le donne in gravidanza, se si contagiano di influenza, fanno una malattia grave, con una febbre molto alta, che può portare a ospedalizzazione, può portare a complicanze cardiache e respiratorie, e quindi è meglio evitare la malattia. E inoltre ci sono dati certi, evidenze insomma, che l'influenza può negli ultimi mesi di gravidanza determinare parti prematuri o bambini che nascono con un peso molto basso e anche aborti spontanei.
per cui la vaccinazione è fortemente raccomandata. Inoltre le donne che si vaccinano proteggono in qualche maniera il bambino nei primissimi mesi di vita contro questa infezione. Quindi la vaccinazione è fortemente raccomandata. Poi altre categorie per le quali la vaccinazione è fortemente raccomandata, ne accennava prima la dottoressa Pupo, dottor Gatto, sono quelle che per motivi professionali possono in qualche maniera, diciamo, essere più a rischio. Di chi stiamo parlando? Le prime persone che possono venire in mente ovviamente sono gli operatori della sanità, medici, infermieri o quant'altro. Però anche tutte le persone che hanno a che fare con le comunità, mi vengono in mente gli insegnanti, per esempio, oppure anche le persone di aiuto tipo pompieri, per esempio. Tutte le persone che vengono in contatto per lavoro con molta gente. Infatti stavamo vedendo, grazie al nostro regista che mandava in onda mentre lei parlava, dottore Lopuscolo, proprio dove diceva addetti a servizi di primaria utilità pubblica, che quindi se si dovesse verificare una epidemia importante sarebbe anche fondamentale che fossero proprio sul campo per aiutare le altre persone. Io penso anche a tutte le persone che sono in un ufficio, in un desk. Mi vengono in mente 2 o 3 miei assistite che fanno le commesse. È facilissimo ammalarsi se sei in un supermercato, in una cassa e passi ore a fare quel lavoro là. Per cui anche a quelle persone io raccomando fortemente la vaccinazione. Perché viene a contatto con migliaia di persone nel corso della giornata. Si parlava, vedevo nell'opuscolo, forse per accennare brevemente, a chi per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione. Di che animali e di che professioni stiamo parlando? Questo gruppo di persone sono chiamate alla vaccinazione da alcuni anni ormai, dal tempo dell'influenza pandemica. Dell'aviaria stiamo parlando? Sì, no, l'aviaria e poi l'influenza pandemica sono, va bene. Soprattutto diciamo, gli uccelli, le galline in questo caso, e i maiali sono 2 specie animali che sono serbatoi di virus influenzali diversi da quelli umani e c'è la possibilità che in questi animali ci sia una ricombinazione tra il virus animale e quello umano e determinare nuovi virus che possono determinare malattia nella specie umana. Per cui è raccomandata la vaccinazione in tutte queste persone che per professione hanno contatti con soprattutto galline, polli, pollame e gli allevatori di maiali, soprattutto, gli allevatori in generale, quindi veterinari, allevatori, macellatori e anche chi è addetto al trasporto di questi animali. Quindi queste sono le categorie a rischio. C'è qualcuno invece per il quale la vaccinazione è sconsigliata, dottor Gatto? Beh, le persone che in quel momento hanno uno stato febbrile, se hanno una febbre importante, come è stato detto prima, si sconsiglia e si dice di aspettare, questo è chiaro. E poi raramente le persone che sanno di avere una grave allergia, per esempio, che nel passato hanno avuto una grave allergia alle proteine del latte o dell'uovo. In quei casi là bisogna stare molto attenti, anche se comunque quando ci si fa il vaccino si deve sempre essere in presenza di un medico, se c'è qualche problema si può intervenire. Sono molto rari i casi in cui è forse fortemente sconsigliato. Quindi insomma in linea di massima possiamo dire, per concludere, abbiamo ancora 2 minuti, dottoressa Pupo, vaccinatevi è l'invito che viene fatto dall'azienda sanitaria della Marca Trevigiana, in questo caso specifico a tutta la popolazione, con una particolare attenzione soprattutto per i soggetti a rischio e i soggetti fragili. Sì, noi siamo anche contenti di aver potuto con questa trasmissione diciamo, di nuovo raccomandare la vaccinazione antinfluenzale. Un'altra categoria, vorrei sottolineare ancora, che è molto importante, si vaccina, è il personale sanitario,
Questa è una nota forse un po', sì, vero? un po' dolente. Diciamo, c'è un doppio motivo, anzi un triplo, ma un doppio motivo soprattutto per la sicurezza bidirezionale. È vero, i medici hanno un contatto con tante persone ammalate, quindi hanno un rischio maggiore rispetto agli altri di ammalarsi di influenza, ma anche hanno il compito e il dovere della protezione delle persone che stanno assistendo, che stanno curando, e quindi loro non devono, per quanto possibile, contagiare e trasmettere l'infezione alle persone a cui sono state affidate per curarle. Per questo è importante che il personale sanitario o di assistenza si vaccini e protegga se stesso e i pazienti che stanno curando. Grazie, allora abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione. Io ringrazio la dottoressa Anna Pupo, ringrazio il dottor Gatto per essere stati qui con noi, ringrazio naturalmente voi telespettatori per averci seguito ed essere intervenuti in trasmissione con le vostre domande. Ore 13 ritorna come sempre domani all'1. Arrivederci.